prioritario è effettuare costruire un pilota che possa in qualche misura sperimentare il dragaggio di una piccola porzione appunto di lago per comprendere quali sono gli effetti di questo tipo di intervento sull'ecosistema del lago e per comprendere anche come poter poi recuperare il materiale dragato. Quindi uno studio che sarà effettuato verosimilmente con l'università, di fatto che avrà lo scopo di indagare gli effetti del dragaggio. Dalle tante ipotesi per salvare il lago di Fimon si è dunque arrivati ai fatti. Il dragaggio del lago si farà. Uno studio definirà luogo preciso e modalità. L'inizio degli scavi è stato fissato per settembre. Un'attività sperimentale della durata circa di un anno, finanziata grazie alla convenzione tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza. L'obiettivo è verificare l'effettivo beneficio dell'intervento locale e successivamente estenderlo a tutto il lago. Tra le finalità l'esame fisico-chimico del limo che verrà estratto, un composto intriso di sostanze da trattare come rifiuto speciale oppure un ricco fertilizzante da poter essere paradossalmente venduto? Sì, finalmente abbiamo un progetto scientifico di fatto per poter effettuare quell'opera che tanti auspicavano ma non era mai stata studiata, no? E quindi questo comitato tecnico ha dato il là per poter appunto iniziare questo tipo di operazione, ovviamente studiandone gli effetti e capendone appunto l'impatto sull'ecosistema. Questo sarà fondamentale per capire se effettivamente quella sarà l'iniziativa poi da portare su larga scala. Quindi si passa diciamo da un'ipotesi a invece un elemento fattuale di progettualità.